qualcuno non la pensa come noi, è una cosa molto umana, dico neanche non capisce niente, no? La cosa bella è che l'altro fa lo stesso pensiero su di noi e qui cominciano e qui i conflitti vengono fuori in maniera... Posso dire una cosa? Dica. Il problema è non tanto tra marito e moglie, ma con i figli, cioè marito e moglie nei confronti dei figli, è il problema, non è tra noi due. Dopo lo tocchiamo. Ah, ecco. Cioè, dopo lo citiamo perché questo tema si porta una serata a Canca, voglio dire, no, si porta avanti una serata. Una cosa però si può fare, si può accettare o non accettare il conflitto, quindi il conflitto in maniera molto generale è proprio questa cosa, quando due cose entrano in contrasto. Se vogliamo fare un po' la visita manuale, i conflitti dovremmo dividere in conflitti intrapersonali, ossia quando all'interno della stessa persona, per motivi di coerenza, la persona va a confliggere, no? Lui con se stesso, ad esempio, i miei valori, le mie credenze, ciò in cui credo, ciò in cui non credo, essere coerenti fino in fondo. Tante volte i sensi di coerenza non sono uno, ma addirittura sono due, no? Perché magari c'è da un lato un essere coerenti secondo giustizia, secondo un certo concetto di giustizia, che può andare a confliggere con altri tipi di coerenze. E non ultima, come abbiamo un po' visto, quando la testa, cosa vuol dire, cioè il nostro modo di ragionare, è un conflitto con quello che dice la pancia, perché è vero che noi siamo comunità, ma è anche vero che secondo diversi modelli noi siamo fatti da tanti pezzi, no? Quindi una maniera molto così, come si può dire, riduttivistica, ma che in qualche modo ci dà l'idea di come siamo fatti. Abbiamo una forte dimensione emotiva e poi abbiamo anche la capacità di usare la testa e di ragionare. E queste due cose di solito non vanno, a volte vanno via assieme, a volte uno va da una parte e uno va dall'altra, nel senso che davanti all'ingiustizia a qualcosa, la prima cosa che ti deve fare è prendere e spaccare tutto, però la testa ti direbbe anche no, ferma, forse meglio non farlo. Quindi a livello di conflitti c'è la prima dimensione che è un conflitto intrapersonale e questo è un livello che c'è. Un secondo livello è quello che abbiamo già evocato, che è quello invece tra le persone, ma non dimentichiamoci che poi c'è anche un altro livello di conflitto che è intragruppo, no? Cioè intragruppo, il gruppo può essere il gruppo familiare, ma può essere anche il gruppo parrocchiale, può essere il gruppo del volontariato, può essere anche il gruppo del lavoro. E dopo, se noi si vuole ancora aprire, abbiamo il conflitto tra due gruppi, cioè se mettete uno contro l'altro, insomma se facevamo un confronto tra i due gruppi, anche prima nel gioco ci sono questi livelli di conflitto. Quindi quando noi entriamo in conflitto, sono più i livelli di solito che si mettono in moto, soprattutto nelle relazioni interpersonali, che poi è quello che interessa a noi oggi, no? Il conflitto relazionale. Non c'è soltanto il conflitto con la persona, ma anche con la persona e poi anche con noi stessi. E a volte, per esempio, per i figli. E allora capite che nel conflitto entrano non più uno, ma più livelli. Tipi di conflitto relazionale sono un po' quelli che abbiamo già visto, ne sono un po' enunciato. L'altro aspetto importante è questo, no? Un conflitto è sano o non è sano? Questa è una domanda, no? È una cosa da evitare, è una cosa che è comunque da cogliere, da accettare. Perché tutto sommato i conflitti hanno anche dei benefici. Da un lato ti permette di confrontarti con un altro, quindi ti fa uscire dal tuo mondo autocentrato e si dice ti fa prendere consapevolezza che forse qualcun altro ti vede in maniera diversa da come tu ti vedi. Allora nel momento in cui ti viene da fuori come
dire, un'immagine diversa di quella che ti aspetti, questa riflessione in qualche modo ti fa passare, ti fa aumentare quella che si chiama la tua consapevolezza, quindi ti aiuta a conoscerti meglio. L'altro aspetto, questo me lo porta assolutamente le coppie che arrivano in terapia, dicono, sa che da quando litighiamo di più finalmente ci siamo fermati a parlare e finalmente ci prendiamo il tempo per discutere. Ecco, volete o non volete, il conflitto, se tu ci tieni alla relazione, ti obbliga a stare a parlare con quello con cui stai confliggendo. E dopo le prime schermaglie, se si vuole affrontare la situazione, bisogna anche trovare il tempo per farlo. Io ho coppie che mi dicono, noi da quando è successo questa cosa, abbiamo passato tutte le notti a parlare, cosa che prima si andava a letto e poi no. Quindi il conflitto in qualche modo può essere anche utile. Ovviamente ti permette di conoscere anche i genici, no? Meglio. Ovviamente può avere anche dei problemi il conflitto. Perché lì dove ci sono posizioni eccessivamente rigide, capite anche voi che confrontarsi con qualcuno che resta rigido nella sua posizione, ci sono due possibilità. O l'altro diventa rigido, quindi si entra in quella che si chiama la simmetria distruttiva, o l'altro deve mettersi la via e deve fare complementare la materasso. Voi capite che una relazione di questo tipo può anche trovare il suo equilibrio e può andare avanti anche tanti anni, no? Però capite che una relazione così resta un po' ferma, non riesce a esprimere tutta la generatività che magari le due persone potrebbero tirare fuori. Il problema del conflitto, la parte difficile del conflitto, appunto, è quando uno dei due si impunta su certe rigidità. Lì non se ne va più fuori. Lì finisce e finisce a volte anche male. Mi è capitato di recente, perché la solita storia dei tradimenti, ormai è una cosa all'ordine del giorno, in cui una coppia, uno, ma anche il rovescio, ormai puntuale, è stato trovato, no? È stato scoperto che aveva la classica relazione extraconjugale e per esempio in un percorso l'altra in questo caso si è messa nella posizione di dire no, io sono nel giusto e sono stata tradita, quindi se c'è un lavoro da fare lo devi fare. Allora lì abbiamo una coppia, benissimo signora, cosa deve fare? Lui non lo so cosa deve fare, ma io sono nel giusto e lui deve fare qualcosa. No, allora si era creato un loop nel quale non si riusciva. E come è andata a finire? È andata a finire che la cosa si è spaccata, non tanto per il traditore in questo caso, ma per il tradito che ha messo la situazione in maniera tale che alla fine eravamo davanti a un conflitto, come dire, che era irrisolvibile, proprio per una posizione di rigidità. È chiaro che dietro questa posizione di rigidità c'era anche c'erano anche dei pensieri, c'era un lavoro più forte, c'era una ferita aperta, però sì, è chiaro che io sto un po' facendo lo schemino da aula, no? Perché poi voglia che no, è stato tradito, non è stata tradita, va bene, deve essere morbido, no? Deve essere come cavolo, anche no, voglio dire, quindi ci sono anche dei tempi da aspettare, però la problematicità del conflitto arriva lì dove soprattutto c'è una forte rigidità. Allora, adesso il pallone un attimino solo, quali modi conoscete per gestire i conflitti? No? È un po' una domanda che vi ho fatto prima, qualcuno ha tirato fuori il suo stile personale, c'è chi aspetta un attimo, c'è chi è puntuale, parte sornione, no? Ma è puntuale di pronto alla guerra, chi invece dà subito guerra, però poi è pronto anche a recuperare. Allora, ho trovato in internet questo articolo che si è messo a studiare
studiare le modalità, gli stili di risoluzione dei conflitti e l'ha studiato in coppie di tutti i tipi, gay, lesbiche, eterosessuali, insomma di tutto. Lo scopo dell'articolo non era quello di fare un confronto tra queste categorie, ma capire quali sono le tattiche, diciamo, le strategie che le persone utilizzano per risolvere i conflitti. Un passo prima, sono dimenticato di fare un passaggio, e lo risottolineo: i conflitti sono naturali, i conflitti ci stanno sempre. Il problema non è il conflitto, ma il problema nasce da come viene gestito il conflitto. Se un conflitto, un confronto, un contrasto viene affrontato in maniera, diciamo, adeguata, può essere un momento di crescita della relazione. Di solito lo è un momento molto positivo. Il conflitto è una cosa molto positiva, ma se utilizzo delle strategie, delle tecniche, lasciatemi questi termini tecnici, cioè se io affronto i conflitti in maniera non adeguata, allora sì che diventa un grosso problema. Quello che fanno diventare i conflitti momenti difficili e distruttivi sono i modi attraverso cui io affronto i conflitti. Adesso vi presento questa ricerca e i modi in cui le persone, si è studiato, affrontano i conflitti. Allora, l'ho tradotto dall'inglese. Qualche parola l'ho lasciata nell'esofono perché se la mettevo in italiano perdeva tutto il suo senso. Allora, una modalità è impegnarsi nel conflitto, cioè la persona quando è in un conflitto parte e ci dà dentro, insomma, proprio si impegna nel conflitto, dà via ad attacchi personali, esplode con uscite fuori controllo emotive, si dicono cose che non si vogliono dire, ma a fatalità passano per la punta della lingua in quel momento ed escono. E una volta che sono uscite, lasciano i danni che lasciano. Magari uno dice, ma sì, è la prima cosa che ho detto una cavolata, però poi ti ritrovi dopo 15-17 anni che la memoria dell'altro è rimasta ancora lì quella frase, non gliela toglie nessuno. Per esempio, insulti, frecciate, sarcasmo, sono tutte modalità di affrontare i conflitti in maniera diretta. Mi butto nella mischia, questa è una modalità. L'altra modalità, risoluzione positiva dei problemi. Noto anche come problem solving, no? Chi ha studiato un po' di pedagogia del problem solving mi salta fuori da tutte le parti. Cioè, vuol dire affrontare il conflitto concentrandosi sul problema, analizzandolo, sedersi e discutere le differenze in modo costruttivo con l'altro, trovare alternative accettabili per ciascuno, negoziazione e compromesso. Come diceva la signora prima, sì, voglio vedere nel momento in cui hai il livello di rabbia a 1000 per poter agire queste cose. Però c'è chi per struttura, per sue caratteristiche personali riesce a usare questo stile in maniera molto puntuale e ingegneristica. Un'altra modalità per gestire i conflitti è il ritiro dal problema, no? Si resta in silenzio per lunghi periodi, si reagisce fino a un limite, no? Sembra un cut-off, no? Uno sente che da lì in poi la sua emotività è pericolosa, dice no, non mi staccare la spina, se no da qui in poi io non rispondo più di me stesso, di me stesso. Può spegnere se stesso o può lavorare spegnendo quello di fronte, nel senso posso dimostrare, come dire, non interesse davanti a quella persona che ho. Posso anche ritirarmi. Capite che questo metodo, il ritiro dei problemi, è decidere di non affrontare il
decidere di non affrontare il problema, questo non solo nei conflitti, ma a tutti i livelli. C'è una cosa che di solito con i miei pazienti, insomma, una cosa che discuto spesso, è una decisione. Nel momento in cui io decido di non affrontare un problema, io mi assumo una responsabilità. Adesso vi proietto fuori dalla gestione dei conflitti, diciamo, ordinari. Vi faccio un esempio. Nel caso di abuso o il caso di violenza all'interno di certe famiglie, no? Violenza domestica, abusi sessuali. È chiaro che il mostro lordo è molto chiaro, no? La persona più chiara, è negativa, è cattiva, tutto quello che volete. Ma la persona solitamente che crea più problemi nell'abusato fisico, eccetera, non è tanto spesse volte l'abusante che ovviamente è loro, ma è quella persona che è vicino lì, che dovrebbe proteggere il figlio, in questo caso la figlia, e non fa nulla. In quel caso il decidere di non decidere è una decisione. E solitamente nei percorsi di recupero di queste situazioni, o di riparazione, perché nel poco, la persona, le figure più difficili da recuperare sono queste persone che sono un po' nell'ombra, che non hanno fatto niente, ma non hanno fatto neanche niente per evitare che questa cosa accadesse. E magari, purtroppo, tante volte è la madre che di solito, naturalmente, ha un ruolo protettivo dato per biologia. Io un po' esploso fuori dalla questione dei conflitti familiari in generale, per farvi capire che ritirarsi dai problemi, questa è proprio una cosa estrema, no? L'ho un po' ingigantita e se volete l'ho evidenziata in maniera forte, però riuscire dai problemi, ritirarsi dai problemi comporta sempre una responsabilità. L'altra modalità di gestire i conflitti è il conformismo. Non essere disposto a difendersi, essere molto compiacenti, non difendere mai la propria posizione. Oppure cercare di difenderla in maniera un po' timida, dire sì, ma anch'io avrei questa cosa, però se per te va bene, possiamo anche fare meno, no? Allora, qual è la migliore? Quale dovremmo usare? Premesso che qui questi sono stili, non è che uno usa ma sono stili che uno si porta. Allora, vi presento, penso che saranno solo due questa sera, uno dei quelli che vi ho tirato l'altra volta. Vi presento questo modello. Dice Tipo P che i conflitti interpersonali se c'è una volta vi dovrebbe già suonare, perché questo è abbastanza sovrapponibile al modello self, dare importanza a self, dare importanza ad altri, no? Però questo si riferisce nello specifico si riferisce ai conflitti. Allora, quando entro in contrasto con qualcun altro, scusate il inglese, ma era così, sono concentrato più su me o sono concentrato più sugli altri nel momento del conflitto? Cioè, sono lì per orare me stesso o sono lì per cercare di non distruggere le persone, no? Allora, se io riesco a salvare me, cioè se io ho l'attenzione su me e sugli altri, serve quello che si chiama lo stile di integrazione, dove solitamente c'è un confronto sulle cause, si cercano i problemi, perché nel momento stesso che io tengo in alta considerazione sia me stesso che chi ho davanti, sono anche disposto in
che si chiamava prima il problem solving, cioè dire, bene, io a questa situazione ci tengo, io ci tengo a te, ci tengo a me, e mettiamoci a tavolino e vediamo la soluzione migliore. Questa è una modalità. L'altra modalità invece dice tipo qui Storaim è qualora io il self dell'altra volta do poca importanza a me stesso, invece cerco molto il favore di chi ho di fronte, cerco il suo vantaggio, e abbiamo uno studio cosiddetto accondiscendente, quello plagio che si legge a destra. Se invece io guardo me stesso e non mi interessa niente dell'altro, è chiaro che lo stile che utilizzo nella gestione del conflitto è uno stile maggiormente dominante, cioè cerco di impormi e questa è la mia soluzione, che va bene così lo dico. L'altra modalità è quando non mi interessa né di me né dell'altro, lì siamo in una situazione di evitamento. Il tipo qui introduce un quinto livello che è quel compromesso, tutto il nome, noi di solito usiamo il termine negoziazione, dove dice che tutto sommato in una gestione di un conflitto non c'è uno stile emergente, bisogna avere uno stile che sappia, a seconda del contesto della persona che ho davanti, eccetera, eccetera, si sappia muovere nelle quattro modalità. Anche perché la modalità con cui noi gestiamo un conflitto non la decidiamo noi, la decidiamo noi in confronto con quello che abbiamo di davanti. Quindi la cosa funzionale è sapersi muovere tra i vari stili in funzione di chi ti trovi davanti. Noi decidiamo soltanto una piccola parte. Guardando questo, facendo questa ricerca, io ho trovato anche questo modello che ve lo vorrei un attimo presentare, perché secondo me è interessante, ma ci passo molto in maniera veloce, perché i conflitti si possono avere anche nelle organizzazioni. Ad esempio, il centro della famiglia è un centro che raccoglie professionisti, ma raccoglie anche volontari. E quando bisogna mettere assieme queste sinergie, queste risorse, non è facile. Perché quando un'associazione, anche una parrocchia, magari stiamo più su una parrocchia, si pone un obiettivo e deve portare avanti questo obiettivo come organizzazione, che può essere, so benissimo, che viene organizzato ogni anno qui dentro, non so, piuttosto che l'anno catechistico, piuttosto che altre cose. Voi capite che la conduzione del tutto deve, da un lato, tenere presente le persone che ci lavorano e che sono impegnate, tanto di volontari apposta proprio perché non è un lavoro, quindi danno la loro adesione in maniera spontanea e come loro. Però poi da un certo punto di vista bisogna anche tenere presente, magari è chiamata produzione, ma insomma c'è anche l'obiettivo. Quindi i conflitti nelle organizzazioni, lo schema è lo stesso, non è all'interno è lo stesso, secondo questo modello che sembra fatto da 5 pezzi, dice che anche nelle organizzazioni bisogna sapersi muovere tra i 5 stili, perché ci sono dei momenti in cui bisogna essere, passatemi il termine, dittatoriali, cioè bisogna essere direttivi, perché se c'è un obiettivo da raggiungere lì bisogna andare, non c'è niente da fare, si può anche tirare soldi, si può fare la democratica l'estrazione, eccetera, però a un certo punto se lì bisogna andare, non c'è niente da fare. Oppure bisogna, in certe situazioni, mi dite con certi volontari, con certi gruppi volontari, bisogna mostrarsi abbondanti, cioè nel senso che non puoi andare a confliggere perché se non perdi, per esempio, no? E casca tutto. Il team style sarebbe il migliore di tutti, dove le cose dove vengono valorizzate sia l'obiettivo per cui siamo tutti impegnati, sia le persone con cui lavori, e poi c'è anche uno stile più differente dove a volte conviene proprio volare basso, sia sull'obiettivo sia con le persone che hai di fronte. Ancora una volta la situazione migliore è il compromesso, il bilanciamento
passaggi dell'età. I 30, i 40, 50 soprattutto, piuttosto che i 60, diventano momenti di bilancio per le persone. Fanno un bilancio consultivo e prospettivo. E dai 40 in poi, 50, la gente comincia a pensare che la vita non è poi così infinita come sembrava a 20, no? Che obiettivi ho raggiunto? Quali non ho raggiunto? Dove mi trovo? Ho una famiglia? Ho dei figli? Ma era proprio quello che volevo? Ho fatto perché così sull'onda tra dei miei genitori, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ci sono delle fasi di transizione che a volte mettono in difficoltà le persone e quindi conseguentemente le famiglie. Per esempio nei passaggi dei 40 e 50 a volte certi uomini devono dimostrare di essere ancora uomini e se lo diventano loro il modo in cui devono dimostrarselo. Però quello che è interessante è che proprio non è un darsi anche delle donne, non so, sappiamo, di solito le donne, non è un darsi il permesso di fare certe cose, è quasi un verificare che è ancora come prima, non so se diventano come di testa. E questi sono dei momenti difficili, perché sono dei pensieri che le persone fanno. Un altro passaggio, i figli. I figli che non arrivano, di solito sono una condizione di transizione importante per una coppia, perché nel momento in cui decide di passare da coppia coniugale alla famiglia, se già questo progetto non era il principale fin dall'inizio, nel momento in cui i figli non arrivano, diventa problematica. Solitamente la lei vista da fuori sembra che si caponisca, ma è proprio una ricerca non è soltanto un capriccio, è proprio una ricerca esistenziale di sopravvivenza di se stessa a se stessa. E di solito arrivano le donne soprattutto, che tra cui non avevano figli, cominciano in maniera martellante a puntare e sembra che sto da fuori di solito il marito va a rimorchio, in qualche modo, anche se da dietro poi un po' alla volta cominciano una serie di fatiche. Cominciano una serie di fatiche perché si cominciano a vedere gli specialisti significa trattare delle cure, ma guarda, io faccio tutte queste fatiche, lui non sempre cose, e lui non è continua sempre a vedere solamente questo e non vede più. No, allora, voi già capite quanta benzina c'è per confrontarsi. Un'altra fase di transizione per quanto riguarda i figli è l'arrivo dei figli. Perché? Come voi avete visto, là in alto a destra ho messo qualcosa in equilibrio abbastanza precario, no? Perché forse l'avevo già detto la scorsa volta che il modello monostatico, ogni coppia trova i suoi equilibri che sono solo suoi e solo di quella coppia, quindi inutile cercare di dire io non farei mai come lui, io non farei mai come lei, perché quella coppia funziona così e la vostra è un'altra cosa, quindi inutile confrontarsi con cose che sono incommensurabili. L'arrivo di un figlio fa sì che si passa da 2 a 3 e già lì energie, fatiche eccetera cominciano a ridistribuirsi. Solitamente è il secondo arrivo, ma questo è quello che io vedo nei nostri studi, l'arrivo del secondo figlio che manda in tilt maggiormente le coppie, perché le coppie cominciano a aumentare il loro carico di impegno genitoriale e si dimenticano, ma si dimenticano proprio perché non c'hanno più energie, della coppia coniugale, si dimenticano del core, del nucleo creatore che ha mandato lo messo in modo tutto, che un po' alla volta che se non viene alimentato, se non viene salvaguardato, rischia di spegnersi. E spegnendosi può accadere che una volta che i figli crescono e parlano l'amico si guardano in faccia e dicono chi sei?
solito la moglie quando ritorna a lavorare, gli equilibri anche lì un'altra volta si ripetono con una volta in modo. Poi i figli arrivano ogni tanto all'adolescenziale, cominciano ad essere via via sempre più autonomi e se non si va a salvaguardare la coppia, c'è il rischio che una volta che i figli si sganciano, resta il nido vuoto, nel senso uscio vuoto. In questi passaggi i conflitti possono tornare fuori. Pensionamento, altro passaggio, almeno che mi è dato da vedere, quando si passa da, sì, forse questo fa parte di altre generazioni, perché da come tira l'aria, questo non sarà più un problema, parlo per quasi la però il pensionamento, il passaggio da un certo tipo di vita, un certo tipo di ruolo, un certo tipo di impegno ad un altro tipo, e che c'è questo marito che comincia a girare per casa che prima sono sempre utili, no? Prima non so, ho dei quadretti dove la moglie aveva i suoi impegni, la fa la spesa, eccetera, eccetera, poi si ritrova un marito che apparentemente vuole fare qualcosa, non sa cosa fare, però è lì e sa che questi possono essere generatori di conflitti, ossia di confronti, ossia di necessità di rimettere a posto le cose. La malattia o la perdita dei genitori. È fisiologico che i figli sopravvivono ai genitori, ed è bene che sia così, perché al contrario è disastroso. Quindi, prima o poi, ogni figlio vede se una certa fisiologia vede i genitori a casa. La perdita dei genitori, piuttosto che la malattia dei genitori prolungata, per cui magari il figlio che si dedica ai genitori in maniera importante, può diventare un problema di conflitto. Tante volte noi abbiamo visto coppie di 50 anni, 60 anni andare molto in crisi perché la figlia solitamente, quindi la moglie, nel momento in cui la mamma piuttosto che il papà sono caduti in malattia, si sono quasi trasferiti dall'altra parte. Cioè, un richiamo, dico da questo, un richiamo primordiale alla famiglia che ha fatto perdere di vista la famiglia in qualche modo sta vivendo. Questi passaggi, cioè facili dire se gestiti razionalmente, però sono degli elementi che sono da segnalare, perché noi vediamo che anche questi possono comportare delle difficoltà. I cambiamenti corporei è un po' vicino alla storia che avevamo detto prima dei passati di fa, però insomma per la donna c'è la menopausa, per l'uomo c'è un certo invecchiamento, ci sono le forze che non sono più quelle di un tempo, e anche questi cambiamenti a volte comportano dei conflitti prima intrapersonali e poi interpersonali con il coniuge che obbligano la coppia a rimettersi nuovamente in bolla, a rimettersi nuovamente in equilibrio, perché le cose cambiano ancora una volta. Queste sono un po' le transizioni che in qualche modo diventano importanti. Adesso, queste le transizioni, adesso in maniera più diretta, perché si confligge? Allora, si arrivano alle basi dei conflitti, spesse volte noi lo vediamo, ci sono problemi economici lavorativi. Quando l'uomo, per esempio, perde il lavoro e quindi e con il lavoro perde anche una parte della sua identità, noi vediamo che crolla giù anche il rapporto di coppia, in qualche modo. Diciamola così, case costruite su delle sabbie vengono giù in quelle situazioni, soprattutto di fronte a questi aspetti economici e lavorativi. Ci sono problemi, che forse si parlava prima, legati ai figli, no? Qui ci vorrebbe, cominciamo a stringersi, ci vorrebbe una serata solo per questo, però è anche vero che tante
tante volte noi troviamo sulle conflittualità legate ai figli le conflittualità della coppia. Allora è più facile dire abbiamo una difficoltà nella gestione con i nostri figli piuttosto che dire abbiamo una difficoltà tra le donne, perché avere problemi con i figli è cosa di tutti i giorni, avere profondi problemi con il proprio partner è un po' più difficile da ammettere. Io ne ho la prova, la faccio oggi altre volte, ho più prove di questa cosa. E quindi nel nostro servizio genitori e figli, che coordino, quindi sento tutte le storie, le sento, tante volte un 60-70% ci sono dietro problematiche di tipo coniugale, perché quando gli dici guardate, vostro figlio a me risulta tutti perfetto, forse voi che dovreste fare qualche economico in più da qualche parte, si squadra. Problemi legati alle famiglie d'origine, ce ne sono tanti. Le famiglie d'origine faticano a dare consenso ai figli di sposarsi, che vuol dire incontrare, ma allentare i condomini delicati. E tante volte molti conflitti sono legati ai rapporti dei figli sposati dentro una casa con le proprie famiglie d'origine. Problemi legati alla sessualità. Io lo vedo, si arriva, si dice, noi abbiamo problemi legati alla sessualità perché non mi soddisfo se ne fa poco, si fa poco spesso. Quando tu, questo lo dice l'uomo, che arriva con questa richiesta, però attenzione, non è una richiesta così superficiale, perché al di là della sessualità banalizzata, una sessualità di coppia è una modalità di comunicazione molto profonda della coppia. Se lì c'è un problema, è una cartina non solo di un problema della coppia ad altri livelli. Tant'è che poi, ecco che una donna dice, l'intimità, i problemi legati all'intimità relazionale, lo sono distante, non mi fa sentire importante, eccetera, eccetera. Questo è un altro livello di problematica, che i due di solito sono connessi. Aspetto che ci fa lavorare tantissimo i tradimenti. Attenzione però, non solo i tradimenti con il terzo in senso lato, ma tutti i tradimenti, perché tante volte le persone non si rendono conto. Noi vediamo ad esempio tanti tradimenti con il lavoro. Cioè, cosa significa? Significa che un marito, piuttosto che una moglie che va a casa alle 6 di mattina e torna alle 7 o alle 8 di sera, sabato mattina compreso, e poi si passa il resto della settimana a dormire per recuperare, e quindi dedica tutte le sue energie, tutti i suoi tempi in maniera totale, per esempio, adesso faccio un esempio, adesso non citerete, ma al lavoro ad esempio, piuttosto che a una passione, piuttosto che a un impegno che può essere anche volontariato, per me, per noi sono tra virgolette tradimenti, cioè io dedico tantissime energie invece di dedicare al partner, alla famiglia, alla coppia, le dedico a un'altra parte. È vero che al giorno d'oggi dobbiamo vivere, è vero che ci servono i soldi, è vero che ci serve anche il nostro spazio libero, è vero che ci servono tutte cose, però ancora una volta nessuno ci obbliga a fucile dietro la schiena, cioè possiamo decidere di controllare questa cosa, in cui io dico non si può che fare così, decido che non si può che fare così, quindi è una scelta che faccio. Là in basso, vedete, io mi si da parte perché i conflitti all'interno della violenza domestica o separazione di divorzi hanno tutta una sono sempre familiari, ma sono molto molto specifici. Violenza domestica, ve l'ho un po' accennato prima, violenza domestica di solito abbiamo a che fare con relazioni dove ad esempio viene sconsigliata la terapia di coppia di all'inizio. Perché? Perché di solito la gestione del potere è sbilanciatissima, quindi a me è capitato, tu ti trovi la coppia, tu cerchi di farli lavorare, ma uno, come si dice, salva l'altro. Cioè se tu cerchi di mettere
far fare una riflessione all'abusante, l'abusante arriva subito in aiuto e squalifica. È una situazione molto particolare. Una cosa che si osserva nelle coppie dove c'è violenza domestica, quando ci cerca di lavorare insieme, è che uno si protegge l'altro. Cioè si proteggono a vicenda, cercano di squalificare tutto, in qualsiasi forma, per cui tu cerchi di prenderlo, loro ti mettono sempre, ti azzerano. E quindi c'è tutta una procedura, perché sennò con loro non è mai fuori. È come lavorare con una gomma. L'altra è un capitolo a sé. L'altro capitolo a sé è separazione delle forze, dove le conflittualità sono prima di tutto intrapersonali, dove spesse volte la persona è in conflitto con l'immagine che ha di se stessa. Lei si era costruita un'immagine di avere una famiglia, di avere un marito, di avere dei miei ricordi, tante cose. Lui o lei hanno rotto per qualche motivo il patto, c'è stata una separazione e ad esempio il primo lavoro che loro devono fare è ricostruire la loro immagine. Però sono, l'esperienza che io ho avuto che sto seguendo, sono talmente presi da salvare, perché per loro è una sopravvivenza, salvare le immagini che hanno di loro stessi, che non si permettono più di conoscere persone nuove, ma non altri o altre, proprio anche amici, di non cambiare le amicizie. Perché tutta questa cosa in qualche modo gli lascia intatto il quadretto che hanno in testa. E questo vale sia per il rilasciato sia per il lasciatore. Quindi non c'è che è uno o l'altro. Ve ne metto giù in fianco a destra e in giallo perché fanno parte dei conflitti familiari, ma vi devo dare una cosa che questi sono due capitoli a sé che hanno delle loro specificità. Parlando di gestione dei conflitti, io ho pensato di sottolineare questo tipo di gestione dei conflitti. Questo secondo me è nel nostro tempo, nella nostra cultura, tolta ovviamente la violenza fisica, la violenza domestica, è la forma di violenza maggiormente utilizzata e che è quella che è maggiormente distruttiva. L'uso del silenzio nelle relazioni. Tant'è che gli inglesi, infatti, la traduzione non viene bene, ma loro parlano proprio dell'uso del silenzio nelle relazioni, loro ne parlano in termini di abuso, tanto per dire quanto grave e quanto distruttivo può essere. Perché con l'uso del silenzio, in qualche modo, si comunica alla persona che c'è di fronte, tu non esisti. Perché se io riesco, per esempio, a sfogarmi con te e anche a dirti qualche problema, in qualche modo io ti dico che esisti e ti trasmetto qualcosa, magari è anche difficile, però il far finta che tu non esisti significa proprio uccidere psicologicamente la persona. È un abuso di tipo fisico perché le ricerche hanno messo in evidenza che questo tipo di strategia crea reazioni nelle aree del dolore cerebrale, quindi crea un dolore nella persona che non viene riconosciuto dalle persone. Se vi ricordate l'altra volta io vi ho detto, questa è la nostra posizione, che le persone si costruiscono nelle relazioni. Se io nella mia relazione costruisco con te la nostra esistenza e io la uso in maniera distruttiva, se voglio distruggerti, io dico tu non esisti, mi comporto come se tu non esistessi. E questo provoca un dolore fisico alla persona, proprio fisico. Uno è un abuso ovviamente di tipo psicologico, perché si distrugge la persona che è di fronte, ed è un indice di vulnerabilità in qualche modo e di, come dire, di non essere in grado di affrontare quella situazione. È una delle attività di negazione. Allora, una cosa che io volevo passare
le fasi del conflitto, in maniera molto veloce, questo non riguarda di approfondimento, però se vogliamo andare a vedere come avviene un conflitto, adesso facciamo un po' la BC, c'è una prima iniziale, un momento di trasgressione dove la persona che di fronte ha fatto qualcosa che per me non doveva fare, ed ecco lì che si innesca la prima miccia. Se tutto va bene ci dovrebbe essere prima o poi una fase di negoziazione, dopo che c'è stata la violenza, dopo che c'è stata la scarica, dopo che c'è stato il contrasto, insomma vedete un po' la completa. Però ecco, una cosa su cui io mi volevo fermare un attimo è sull'ultima fase, perdono e conciliazione. Una volta che un conflitto c'è stato, si crea uno squilibrio in qualche modo nella relazione che viene ricostruito. Perdonare non significa dimenticare, perdonare non significa va bene, facciamo finta che non sia successo niente. Perdonare non significa pretendere dall'altro voglio che sia tutto come era prima che questo accadesse, perché comunque anche questo conflitto fa parte della storia di questa coppia. E riconciliazione significa ricostruire una nuova relazione, cioè che è sempre quella, però arricchirla e farla fruttificare, partendo dal fatto anche che c'è stato un momento di difficoltà. Questo è l'aspetto su cui io vi volevo sottolineare. Si parla sempre di perdono, ma secondo me a volte si usa la parola perdono in maniera giusta per certi aspetti, ma a volte da un punto di vista concreto, relazionale, bisogna anche essere concreti. Cosa vuol dire perdonare? La mia ferita cosa ne faccio? La cicatrice faccio finta di non averla avuta o gli diamo un senso? Per dare un senso bisogna che questa nostra relazione faccia un passo avanti e consideri che c'è la mia ferita. Siamo alla mezza. Io avevo ultime 4 slide con questa cosa, dopo mi dite voi se può aver senso o no fermarci gli ultimi 5 minuti, perché queste sono veloci. Ossia, io ho l'idea di avere degli operatori di pastorale qui. Può essere? Abbastanza? Sì. Io sono abbastanza. Allora, l'idea mia era bene, l'operatore di pastorale cosa fa davanti ai conflitti, no? Quando magari qualcuno, allora, voi potete essere chiamati in prima persona a vivere un conflitto, ma come operatore di pastorale può esserci che qualcuno vi viene e dire ho un problema. Può essere, considerando i vostri ruoli. Io avevo questa idea qui, perché nel nostro centro spesso quando i volontari ottengono un certo tipo di rapporto anche con i servizi di persone, tante volte le persone che hanno un problema non vanno subito da uno psicologo, da uno psichiatra, ma vanno dagli amici, da chi si fidano. Di solito vanno dagli operatori, io li chiamo operatori di pastorale, vanno da quelli con cui hanno confidenza e si sentono di poter sentire. Allora, saltando la prima, perché sennò andiamo lunghi, io vado qui, sono due slide veloci. La prima slide sarebbe questa, che vorrei che un operatore di famiglia pastorale, insomma, avesse in testa, che quando ci sono conflitti relazionali non basta che uno si impegni per migliorare. Spesse volte da noi arrivano, forse non so se l'ho detto l'altra volta, arrivano i lui o i lei che dicono abbiamo un problema di coppia, ma vengo io, miglioro io, così se miglioro io, migliora tutto il mondo. No? Questo era un paradigma che il centro adottò quando c'era tutta l'autostima, no? Tutti gli studi sull'autostima, tutte queste belle cose. Che poi ha dovuto ben presto lasciare perché ha visto che faceva un po' di disastri. E allora l'altra immagine invece che dovrebbe avere un operatore di pastorale quando ha di fronte problemi di coppia, ecco il titolo, gli occhiali della famiglia,
giravano per conto loro, con una perfetto incastro. Poi per qualche motivo, il granellino, il saltallente, salta qualcosa e quelle ruote fanno fatica a ingranarsi l'una sull'altra. La nostra posizione è che se vogliono comunque andare avanti, quelle ruote dovranno continuare a girare l'una sull'altra, si smusseranno i denti, salteranno mezzo dentino, però quelle due ruote, magari in maniera un po' claudicante, continueranno ad andare avanti. Se quelle due ruote vengono separate e ognuna fa il suo percorso sull'autostima piuttosto che un lavoro personale, eccetera, eccetera, con l'idea di dire, bene, ognuno fa il suo lavoro, dopo alla fine riuniamo i pezzi che dopo sicuramente le cose andranno meglio, noi ci siamo trovati di fronte all'esperienza che i denti non si incastrano più e quelle due ruote saltano. Quindi questa era la mia idea, cioè la cosa che avrei voluto dire a operatori di pastorato. Quando trovate una coppia o una famiglia o delle relazioni, considerate che sono delle ruote dentate. Come gira una, girano anche tutte le altre. Se volete che le relazioni crescano o comunque continuino a girare, vanno trattate assieme. Vanno, è la condizione ideale. Un'altra cosa è la matematica, ma penso che a quest'ora è un po' difficile da reggere. Sempre con le chiavi della famiglia, una coppia non è dato da uno più uno, ma è dato da un'interazione. Anzi, per come la vedo io, è dato da tutto i due singoli. Quello che resta è la coppia, che vuol dire che è una dimensione che è in mezzo alle due persone, non è nell'uno e nell'altro, ma è lì, in mezzo. Questa era, penso, l'ultima cosa con cui volevo lasciarvi. Questo era rivolto agli operatori di pastorato. Questa era la cosa che ci tenevo che restasse. Io avrei terminato, non penso ci siano domande. Li ho esauriti, li ho fatti funzionare tutte le energie. Siamo ancora nella giungla. Ok, la cosa che devo dire è che ci sono dei laboratori ai quali bisogna iscriversi. I laboratori verranno, bisogna iscriversi se uno ci chiede, i laboratori dovrebbero avere un numero di partecipanti che va affinché siano funzionali da un minimo di 7 a un massimo di 15. Questo. Il laboratorio non è questa cosa qui, queste sono le condizioni che ci sono state chieste, anche se di movimentare un po'. I laboratori assomigliano un po' di più al primo lavoro che abbiamo fatto, cioè vuol dire fare delle attività per quanto riguarda Marta è quello sui nonni, giusto? Mi pare essere. Sì. Sui nonni. Sì. Per quello che mi riguarda è un laboratorio sulle relazioni, cioè vuol dire 2 giornate, 2 serate dove agiremo le relazioni in maniera non in maniera così formale, ma in maniera e solo chi viene potrà vederlo. Cioè non posso raccontarli perché sono esperienze, non sarà una trasmissione di contenuti. Bisogna fare l'iscrizione. Giusto? E basta. Sto già organizzando. Se avete intenzione, è obbligatorio, prendete contatti con Nora. La prossima settimana ci sarà ancora Marta con un altro incontro frontale, successivamente ci saranno, se ci sono i numeri, i 2 laboratori. Prego tutto? Perfetto. Possiamo andare a casa? No, se c'è domande le rispondo. Avete per caso un foglietto? Un pieghevole di questi? No. Sì. Allora, Non ho sentito. Si è fatta questa ipotesi. Adesso è il 20 Natale. Non mi ricordo. Prendo un... allora, lo spostamento si fa nel momento in cui ci sono persone che partecipano sia all'uno che all'altro, perché se ci fossero persone che non sono sovrapposte,
Gli spazi, credo, ci sono spazi qua. Maria, c'è eventualmente un'altra stanza? No. No, Qua. c'è questo spazio qui. Sì. Sì, massimo 12 persone. Ah, nelle stanze qua degli altri. Perché se c'è una persona che deve fare l'uno e l'altro, si fanno anche in contemporanea. Se lei vuole fare, allora, se lei raccoglie l'adesione Io ho bisogno di un pezzo di carta. Posso avere un pezzo di carta? Perché sono con questo carta. Ok, allora se questo è, se così è, la idea era che il laboratorio di Malta fosse fatto il 13 gennaio, mi spiego, non essere fatto la prossima settimana e andiamo sotto Natale. Siccome fare contemporaneamente due laboratori ci si perde, è meglio farne uno che sono le date prime, che sono già definite. E l'altra ipotesi però è da senza perché lui è organizzato e spostare l'altro laboratorio nella seconda settimana di gennaio e non ci dirà qualcosa. E loro adesso se vogliono già dare la loro adesione. Allora se dovete pensarci a poter partecipare a uno o ai 3.000 laboratori, dovreste dare indicazioni a Nora perché così allora possiamo organizzare. Perché abbiamo 15 giorni di tempo per l'inizio del primo laboratorio, credo che sono 2 settimane. E non so come si è presa con le iscrizioni perché prima mi sembrava che avessimo capito. Sì, infatti, sono solamente 4 persone con Marta. Ecco perché mi hanno detto che abbiamo 4 adesioni, No, aspetta che dico una cosa. Eventualmente, per evitare di mettersi tutti a scrivere, se siete in grado di mandarmi magari il messaggio con la vostra... Grazie. Se mi mandate un messaggio per dirmi la vostra adesione, in modo che non mi metto qui con... per il laboratorio. Tramite telefono? Come vuoi, anche SMS. Tu avevi già scritto? Io avevo già scritto qua, questo. No, allora metti Bernardi, Massimo, Benito, Fabrizio e quello sulle relazioni. Allora, redazione. Ok. E se vuoi mettermi io, Io sì. Cadorini Mirella. Sempre relazioni? Se sì, eventualmente anche per l'altro. Cadorin Sì, Mirella. hai 2 laboratori col lui, due la stessa cosa. Ma sai che io non ho capito bene. Io magari proprio di oggi perché sia questo. No, chiedevo i 2 laboratori, hai capito che fa la stessa cosa, cioè uno se partecipa a un laboratorio non occorre l'altro, sono cose diverse, uno è quello, no, ma uno è con la professoressa e uno con lui, ma esatto. 2 con lui ci sono date, 2 date, Lei invece lo riduce 20, la consulenza potrebbe cambiare quello che si fa con lei. quindi sono 2 serate per un tema. No, sono 2 temi diversi, perché le cose No, c'è solo un tema. ora Un tema per lui. un tema per lei. Lei che Non so se è una mezza serata. Cioè, continuando una meglio. c'è bisogno di 6 non so il numero, pensavo Santina magari dal che chi Ben partecipa al 6 con Colesso ci sono di più, c'è anche il 13. e non con la Colesso. Colesso e non con la Vi Marta. chiedo, Adesso.
Semmai vi scrivo io se non riesco a ritrovarci quello che abbiamo. No, intanto pago oggi e poi oggi torno. Tu stai pagando la lezione singola? Allora dobbiamo andare di là che abbiamo. Ah no, va bene, scrivici via tu la tua ricevuta, fai quello che vedi, non cambia niente per me. Va Ok. benissimo così. Qual è il tuo cognome che non mi ricordo più? Girardi. Allora scrivo Valentina, dati 5 euro. Come basta se la posso così, poi tu fai quello che 5 vedi. euro singola. Ok. E per gli incontri appunto lei si informava se lui scuola, cioè su Guarda, io penso che parlerò con Samuele perché anche lui stesso ha detto è meglio che si parli con Samuele perché questa cosa dei laboratori è un po' confusa. Ma stasera devo andare. Per stasera. Allora andiamo di là che ho dei. Nora, ascolta, per il laboratorio basta dare il nome. Sì, dare il nome a me. 13. Sono il 13. Io penso che parlerò con Samuele perché la cosa non è molto chiara.